pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura una maxi truffa scoperta dai finanzieri di Messina che hanno dato esecuzione a un'ordinanza interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività professionale o imprenditoriale per la durata di un anno nei confronti di un consulente del lavoro e 6 imprenditori ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Scoperto un articolato disegno criminoso ideato per ottenere indebiti vantaggi fiscali, compensi e indennità, manifestando assunzioni fittizie di lavoratori. Complessivamente, nell'ambito dell'intera indagine, sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ben 51 persone. E rimaniamo a Messina, dove il magistrato Lindo Canali è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari con l'aggravante di aver favorito la mafia. Canali ha gestito numerose inchieste sulla mafia messinese. Il GUP di Reggio Calabria non ha accolto però la richiesta di condanna a 6 anni di reclusione formulata lo scorso aprile dal sostituto procuratore aggiunto Gaetano Paci. Canali era stato accusato dall'ex boss barcellonese, oggi pentito, Carmelo D'Amico, coimputato nel procedimento. Anche lui ieri pomeriggio è stato assolto. E passiamo al Covid. Nella settimana dal 7 al 13 novembre in Sicilia si registra un incremento delle nuove infezioni con un'incidenza pari al 22,52%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna, Trapani e Palermo. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano invece quelle tra i 60 e i 69 anni, tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 70 e i 79 anni. Le nuove ospedalizzazioni sono invece in diminuzione e più di metà dei pazienti in ospedale risultano non vaccinati. E chiudiamo con la politica. Potrebbe essere Silvio Berlusconi la chiave per cercare la tregua in Sicilia tra il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè e il governatore Renato Schifani, l'unico probabilmente in grado di proporre una soluzione a una spaccatura che minaccia seriamente il cammino del governo di centrodestra appena insediato dopo il giuramento degli assessori davanti all'Assemblea regionale. Pur avendo il coordinamento del partito, Miccichè appare isolato, mentre Schifani ha già toccato con mano gli effetti in aula con la vicepresidenza dell'Ars andata al Movimento 5 Stelle anziché a Forza Italia. La scelta di formare 2 gruppi parlamentari ha reso evidente lo scontro maturato attorno ai nomi inseriti in giunta, con Miccichè che rimprovera al governatore di non avere tenuto conto delle sue indicazioni. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle ore 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.